Sandro Ruotolo, sono un giornalista, lavoro con Michele Santoro. Il boss mafioso Bernardo Provenzano avrebbe trascorso la parte finale della sua latitanza in un casolare dell'Alto Lazio vicino al confine con l'Umbria e quanto ha detto in un'intervista esclusiva al giornalista Sandro Ruotolo per la trasmissione Servizio Pubblico di Michele Santoro, il cosiddetto messaggero di Provenzano, un uomo indicato come un commercialista residente nel Lazio attraverso il quale il boss avrebbe contattato i magistrati perché voleva costituirsi. Provenzano, sempre secondo il suo messaggero, avrebbe chiesto e ottenuto che nessuno fosse messo a parte della sua resa e del denaro, ha parlato di 2 milioni di euro in un paradiso fiscale. Avrebbe quindi minacciato di rendere pubblica la trattativa qualora fosse trapelata la notizia che si era costituito. I contatti col messaggero, secondo quanto reso noto dall'uomo, iniziarono col procuratore nazionale antimafia Vigna e proseguirono con Piero Grasso, che gli subentrò pochi mesi dopo. Ma i magistrati, come ha dichiarato lo stesso Vigna, anche sulla base delle informazioni fornite dai servizi, ritennero inattendibile il messaggero. Provenzano verrà arrestato l'11 aprile 2006 in Sicilia, pochi mesi dopo il presunto contatto tra il suo messaggero e i magistrati. Tra gli ospiti della trasmissione c'erano anche Angela e Gianluca Manca, madre e fratello di Attilio Manca, il giovane urologo di Barcellona Pozzo di Gotto in servizio nell'ospedale di Viterbo. I due sostengono da anni che il loro congiunto sarebbe stato eliminato dalla mafia, che in precedenza lo aveva costretto ad assistere Provenzano nel suo viaggio a Marsiglia, in Francia, per farsi operare al cancro alla prostata. Secondo l'autopsia il medico sarebbe morto per un'overdose di eroina mista a farmaci che si sarebbe iniettata nel braccio sinistro, ma il medico, secondo quanto riferito dai familiari, era un mancino totale, quindi non avrebbe mai potuto infilarsi da solo l'ago in vena. La famiglia avrebbe inoltre raccolto prove che Attilio si trovava a Marsiglia proprio nei giorni in cui fu operato Provenzano. La Procura della Repubblica di Viterbo ha chiesto per 3 volte l'archiviazione del caso come morte per overdose, ma la famiglia si è sempre opposto, ottenendo la prosecuzione delle indagini. Attualmente sono iscritte nel registro degli indagati 5 persone, ma solo per il reato di cessione di droga.